mi sono messa qua col computer e sto facendo una salsiccia per me. E il tempo è così oggi. Immaginavo che pomeriggio non ci sarebbe stato granché di sole, però adesso sta per uscire di nuovo. Pepe, senti il profumino di salsiccia? Questo è profumo da... Io in realtà mi sarei voluta fare un panino con la salsiccia, però non ho il pane. È profumo da sagra. Comunque si sta bene fuori, dai. Quasi primavera. Cioè no, per il caldo che fa, primavera, sì. Vado a chiudere le finestre perché di qua le ho aperte prima e sono ancora aperte. Beh, male non fa tenerle aperte. Però siccome passa gente non mi va tanto di lasciarle sempre aperte. Cioè se sono nella stanza è diverso, ma lasciarla così con le finestre aperte rivolta verso la strada non mi piace tanto. Sì, qua ho ancora il caos, non ho più finito di sistemare. Devo avere l'ispirazione, perché è un bel lavoro. Benzina fatta. 63,22 €, 34 litri. Adesso più di così è piena. Devo però resettare le varie robe qui. 17,2 media. Ok, adesso sono a posto. 519 km di autonomia. Yeah! Vado verso casa che devo ancora fare la cena. Ciao Pepe. Ecco. Ciao Bibi. Allora, oggi è una bella giornata. Stamattina è tutto nuvoloso. Però prima di andare a lavorare avevo steso. La roba si è asciugata, devo piegarla. Allora, sto facendo da mangiare all'alba delle 3 di pomeriggio. Non credo sia molto salutare mangiare in questo orario, nel senso che sarebbe meglio mangiare prima, ma è impossibile, o preparo il pranzo la sera prima o altrimenti il risultato è questo. Qui ho preparato, vabbè, lo vedete, soffritto con, poi ci ho aggiunto un peperone intero, era grande, carota e pezzettini di pollo. Sono un po' pochi rispetto alla verdura, ma non importa. E ho il riso che sta cuocendo. Vabbè, questo è pronto. Poi si caramella tutto, fa questo sughetto buonissimo. Vabbè, poi ci ho messo le solite spezie che metto io e boh, insomma. Comunque il pranzo è più o meno pronto. Pranzo pronto, mi metto qua di fuori a mangiare. Visto che è caldo, sembra primavera inoltrata oggi, però c'è sempre l'arietta sotto che è fastidiosa. Però mi metto qui a mangiare al sole, che bello. Cioè, è proprio, si sta proprio bene. Beh, lo vedete, c'ho la maglia, non ho la sciarpa, ho la maglia questa qui, che era una vita che non mettevo, quindi questo fa rendere l'idea. E ho caldo. Domenica mattina, domenica 26 di marzo, è arrivato Pepe. Cioè, io inizio il video e arriva lui. Ah, sì. Ah, è Pippo. Domenica mattina sto preriscaldando la friggitrice, ma perché? Perché l'ho appena lavata, cioè ho lavato il cestello adesso, quindi sto facendo asciugare un attimo e poi faccio i 2 cornetti che voi non riuscite a vedere. Ho sistemato la stanza di qua, a parte il cestino da svuotare, ma l'ho sistemata nel senso che non è più come domenica scorsa. È libero il pavimento, questo è tutto completamente vuoto e lì mi rimane da sistemare quella roba, ma quelli sono tutti stampi per resina e fimo, in parte resina in parte fimo, sì. Devo capire cosa fare. Quei rotoli di carta li sto tenendo per qualcosa di creativo, ma non so cosa, e quindi intanto ce li ho da parte, li devo mettere via. Questa scatola di legno non so per cosa utilizzarla, penso la metterò di là nel ripostiglio con dentro alcune robe che adesso sono, insomma, devo sistemare. Non ho ancora sistemato la parte delle carte
quella ci devo pensare, però per il resto è tutto a posto. Quella borsa è roba che va via, va regalata e basta. Adesso dovrei pulire il tiragraffi, ma non ho per niente voglia, proprio 000. Oggi è una bella giornata per il momento, perché hanno previsto un peggioramento, c'è sempre vento, qui non può mancare, e anche l'altra volta che avevo comprato il drone nuovo era successa la stessa cosa, poi c'era sempre vento e questa volta uguale, cioè non c'è verso, non riesco ad utilizzarlo praticamente. Poi stavo pensando, forse a voi non piacerà l'idea, togliendo quel mobile io mi ritroverò con la parete tutta libera. Allora stavo pensando di mettermi il tapirulan qua tra le due finestre e il tiragraffi metterlo lì su quella parete, che comunque il tiragraffi, per quanta umidità possa esserci lì, lascia passare molta più aria rispetto a un mobile. Stavo pensando sta cosa, ma ancora devo rifletterci. Vero Pepe? Sì, esatto, sì. Ah, andiamo a mettere le brioche nel fornetto, dai, andiamo. Andiamo, Bobby, andiamo. Ah, con calma, abbiamo calma. Ah, e poi in bagno, perché è domenica, la domenica io mi sveglio, via Cal, perché era, guardate lo sporco, si vede anche lo sporco. Io non so come faccia a sporcarsi così sta vasca, io vi giuro che non lo so. E poi anche qua, perché anche il lavandino è lurido. Comunque qua, devo pulirlo anche un po' per fuori, vabbè. Comunque questo è a posto. Comunque mi sto trovando molto bene con questa qui, di Cosori. Molto molto bene. E quindi io posso solo che consigliarla, questa friggitrice, questo fornetto ad aria. Molto molto buono. E 180 però devo riaumentare. No, facciamo un po' meno, poi controllo. Meglio. Ho messo anche ad andare la lavatrice con la roba a 60 gradi e devo ancora andare di là a fare il letto, ma quello è un altro discorso. Franz è giù che vuole iniziare a tagliare legna, però ha lo spaccalegna che non va. Quindi ha chiesto a mio papà di portargli il tester per vedere cosa c'è che non va. Detto ciò, vado a fare qualcos'altro nel frattempo. Ah sì, questa mensolina qua, io non ve l'ho mai fatta vedere, l'avevo presa da Shein. Guardate, questa. Qui in casa non ci sta bene, me la porto al lavoro. Pepe. Allora, adesso parte il lavoro lì che non ho più fatto e adesso è tutto bagnato, non posso farlo. Vi faccio vedere il prodotto che a me è servito tanto per la caduta dei capelli, perché perdevo veramente tantissimi capelli, ed è questo. Infatti adesso non mi cadono più capelli come prima, uno, qualche capello ogni tanto, ma non più, cioè prima mi lavavo i capelli, si intasava sempre lo scarico, era un disastro. La pecca di questo è che macchia, colora di giallo tantissimo, magari anche la vasca, ed è anche questo che contribuisce a sporcare la vasca così tanto. Però veramente è stata la mia salvezza questo qui. Vi faccio vedere come funziona quel ciucciagocce che ho comprato della Vileda.